Modelle e modelli che diventano delle vere opere d'arte vivente. Nel veronese a Bardolino ieri sera si sono sfidati i migliori artisti specializzati nel body painting, la pittura del corpo. Destinati a durare una sola giornata per sciogliersi poi sotto il getto di una doccia. Di loro resterà traccia nella documentazione fotografica. A Bardolino, sul lago di Garda, il Festival Nazionale dei Corpi Dipinti. Artisti di varia estrazione per tutto il pomeriggio con pennello, spugna e aerografo hanno trasformato le modelle nell'espressione del loro talento artistico. Le provenienze sono varie, possono essere artisti veri e propri, pittori che di solito dipingono su tela, oppure truccatori professionisti, oppure persone che sono specializzate solo nel body painting come passione. Una competizione a tema. In questa sesta edizione gli artisti hanno dovuto affrontare quello dell'energia. Ho scelto di dipingere un guerriero Maya antico e tutto il contorno che ha, quindi l'energia per vivere nella foresta, per sopravvivere. Qua c'è Eolo che soffia il vento, muove le foglie, e la rosa dei venti, e poi la girandola soffiata da Eolo e l'aquilone dietro. Io mi sono concentrato sull'energia nel senso spirituale. Purtroppo non ho avuto il tempo di preparare molto, così devo anche improvvisare un po'. Adesso gli sto definendo la faccia con dell'oro, usando sempre l'aerografo, che è una tecnica a spruzzo, respira tranquilla, ok. La modella sta bene, siamo tutti felici. Dopo ore di lavoro, la sfilata serale delle modelle in passerella all'attenzione di un pubblico divertito e di una giuria che dovrà scegliere il vincitore. Premi e onori a conclusione di una manifestazione sempre più seguita dagli appassionati di questa espressione artistica.